Siamo alla quinta edizione del Mizzica Film Festival con i due organizzatori, alla mia sinistra Michele Segretario e alla mia destra Nicola Palmeri. Allora Nicola, dai due frasi per quanto riguarda questa serata: come mai nasce, perché nasce, quali sono state le tue idee per far nascere questa serata? Mizzica Film Festival è un festival cinematografico come tanti, però ha una particolarità. Al Mizzica Film Festival non ci sono targhe, non ci sono trofei, non ci sono tappeti rossi, anche perché soldi non ne abbiamo. L'unico premio che riceve il vincitore assoluto del festival è la stretta di mano di un testimonial di turno che ogni anno cambia, che guardando negli occhi il vincitore gli stringe la mano e gli dice Mizzica Film, questo è il nostro premio. Ovviamente poi la targa c'è, però è una targa ricordo, vogliamo che sia questo il nostro premio. Veramente volevamo fare l'abbraccio, però l'abbraccio era un pochettino più... Non andava. Sì, meglio la stretta di mano. Mizzica, Mizzica! Quali sono gli ospiti, Michele, della serata? Allora, stasera abbiamo l'onore, il piacere e l'onere di ospitare Gianfranco Iannuzzo, poi ci sarà Tony Morgan, un famoso attore del cinema degli anni 70-80, ha fatto pellicole con Celentano, Thomas Milian e altri, Nino Seviroli che presenta, Franco Lamagna, critico cinematografico. Tantissimi, non li ricordo tutti in questo momento perché siamo presi da mille cose ancora all'ultimo momento per l'organizzazione, però la cosa che vi voglio dire è che il Mizzica Film Festival è riuscito a creare una rete a Casteltermini che ancora non si era vista negli anni precedenti, chi ha contribuito facendo i premi, ideando i premi, chi ha fornito l'impianto audio per esempio nelle varie location delle serate precedenti, ci ha dato una mano in tante associazioni e questo ci inorgoglisce, ci fa molto piacere e siamo stracontenti che è successa questa cosa. Il palinsesto della serata, in 30 secondi raccontami tutta la serata. Allora, primo secondo, la sigla. Secondo ci sarà il presentatore che entrerà in scena in una maniera un po' particolare. Ecco, adesso stanno scorrendo le immagini, ecco come presentiamo noi il Mizzica Film Festival. E poi la serata continuerà con la proiezione dei corti in concorso, non sarà uno show, ci sarà un po' di spettacolo, ma giusto un po', ecco, perché vogliamo che sia una rassegna, vogliamo dare spazio ai cortometraggi che non hanno spesso una distribuzione, ma grazie ai festival come questo possono essere visti da molte persone, cortometraggi che non vanno nelle sale e quindi grazie ai festival cinematografici come il nostro, insomma, che dà la possibilità a questi autori di far vedere le proprie opere e quindi andremo a vedere i cortometraggi. Poi dopo ci sarà il famoso rito, il profano rito della premiazione. Allora, noi vi ringraziamo e in bocca al lupo per tutto e per anche eventi futuri. Quindi. Allora, una domanda, ci sono artisti comunque locali, se così possiamo chiamarli? Sì, ci sono, io ho voluto coinvolgere per quanto riguarda il video anche altri videomaker di Casteltermini che fanno lavori e quindi però stasera non saranno proiettati, li abbiamo proiettati nelle serate precedenti. Di artisti locali no, c'è Nino Seviroli che è di Aragona che presenterà lo spettacolo e poi non volevamo mettere tipo il cantante, quello quell'altro, perché ripeto, vogliamo dare più spazio ai cortometraggi. Vedo dietro le quinte Totò De Marco, pronto? Ah, Totò De Marco, ma lui è un artista locale? Caspita, me l'ho scordato. È internazionale, per quello dico. Totò De Marco, vieni in diretta, vieni. C'è il Totò De Marco che questa sera farà? Farò il mizzicometro appunto. mi ha suggerito, anche perché io non lo sapevo, mi hanno contattato così all'ultimo momento e sono contento perché lui come ultimo momento intende dire bisogna prenotare 3 anni prima a tipo De Niro. No. Comunque sono contento di stare qua perché sembra essere la presenza, quando c'è è bello perché stai insieme agli amici. Io ti devo fare i complimenti per l'abbigliamento che è assolutamente abbinatissimo, è alla moda, complimenti. Tu ne sai qualcosa di questo abbigliamento? Tu sei lo stilista, penso. Sono lo stilista. Senti, lo conosciamo benissimo con Generazione Non Stop. Come ti relazioni con la Chiccoparda? Interagendo. Grazie. Mizzica! Siamo con il critico cinematografico Franco Lamagna. Mizzica, venga, ciao. Ovviamente io intendo dire che il primo atto di estetiche cinematografiche
importante è proprio la visione del film, però conta anche la location, il contesto, e un festival focalizza in modo particolare l'attenzione e quindi rende anche, in qualche modo fosforizza pure la criticità, quindi è assolutamente importante che anche festival così piccoli, cioè piccole manifestazioni culturali, si moltiplichino nel paese e soprattutto nel paese, intendo in Italia, ce ne sono già tanti, ma soprattutto nei paesi che non possono, come dire, godere di una distribuzione, di una normale distribuzione. Questi sono corti e i corti generalmente vivono nella gabbia dorata dei festival, quindi vederli è particolarmente importante perché molto spesso i videomakers sono già preparati a girare lungometraggi e molto spesso si trovano anche dei talenti e delle qualità straordinarie. Noi in Sicilia ne abbiamo veramente tanti. Mizzica! 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 Signori, siamo con Mia e Tony Morgan. Allora, buonasera, innanzitutto benvenuti qua a Casteltermini e benvenuti a questo Mizzica Film. Questa sera la vedremo anche all'Opera? Sì, è un film che ho scritto insieme io e che diretto con Daniele Di Mauro, siamo due sia registi, io sono il protagonista di questo film. È un film straordinario perché parla di un problema sociale di grande importanza, di quello di una persona anziana che vive con 8 euro al giorno, non si piange addosso e si va a scontrare nei supermercati con gente che 2-3 mila euro non riesce a vivere. Quindi questa persona anziana sarà lei, giusto? Sì, sono io, sono anche l'autore di questa cosa. Io l'ho vista in qualche modo in un supermercato, un anziano che piangeva, che parlava da solo, mi sono avvicinato e ho capito che parlava con i barattoli e da lì mi è scattata questa idea proprio di fare questo film. Ma è un personaggio dignitoso, non si piange addosso, non è di quelli lì che normalmente noi ci vediamo così, perché la sua dignità, infatti il film riserverà molte sorprese adesso che lo vedrai, nel senso che non è uno che diciamo che si alza la mattina e si piange, indubbiamente è uno dei pensionati, di quella gente che vive nei palazzi, nei nostre città che noi non conosciamo, cioè magari che li vediamo allegri e poi hanno un problema dietro, qualche problema sicuramente. Poi arriva 1700 euro al mese e non riesce a vivere, io con 8 euro, vedi, io sono tentato, Fabio. Fatemi fare un conto, 7,40 rimangono 60 centesimi, 60, se vi piglio tutte e due rimango, sai che faccio? Vado al formaggio, il formaggio ce lo devo mettere come lo mangiare, senza formaggio me lo devo mangiare. Invece il ruolo di Mia, ecco, vi volete autopresentare, ecco, spiega il tuo ruolo, quindi anche a livello psicologico, il ruolo che hai. L'antitesi di quello che è lui, perché lui è quello che cerca con 8 euro di poter fare la spesa, mentre io sono invece la moglie ricca che col carrello pieno, che non ha problemi se compra una cosa piuttosto che un'altra, e quindi diciamo proprio l'antitesi, il suo personaggio opposto completamente. Mizzica! C'è il Festival Internazionale e concorriamo, ma non solo. Il 9 di agosto ricevo in diretta televisiva un premio sempre per 8 euro e partecipiamo all'estero, perché proprio noi andiamo a rappresentare l'Italia con un lungo corto che è una cosa straordinaria. Mai un corto ha suscitato un tale interesse in questo momento. Non avete bisogno sicuramente di un in bocca al lupo di una persona come me, però guarda, io ti dico solo una cosa, io sono a 40 anni che faccio il cinema e televisione. Avrò fatto 60 film, ho lavorato con tutti, da Mastroianni a tutti quelli che sono, però mi devi dire ogni volta è un'emozione straordinaria. Il fatto di stare con voi e che mi riprendete, tu che mi intervisti, credimi, anche dopo tanti anni c'è un'emozione che è veramente straordinaria. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Allora, a questo punto ciao. Grazie. Mizzica! Come mizzica!
Signori, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, siamo con Gianfranco Iannuzzo, salve, tanto piacere essere qua questa sera. Allora, in quale ruolo questa sera l'hanno invitata? Io sono appena arrivato, non so. Ma io intanto sono molto amico proprio dei castelterminesi, perché sono amico personale di Nuccio Sapia e sono amico di tanti amici di Casteltermini. Voi ne avete uno così famoso nel mondo che è Michele Guardì, ma insomma, a parte Michele Guardì ovviamente, ci sono Liliana Bonomo, ci sono amici Michele, insomma ce ne sono tanti, quindi è un'occasione per venire. Sono venuti a trovarmi anche degli amici da Cammarata stasera, c'è Nicola Calì, il mio amico Nicola Calì, che è venuto a trovare. Quindi poi a Casteltermini avevo avuto l'onore di avere il premio per Franco Catalano, che è un mio collega che non c'è più da tanto tempo, che era un bravissimo attore di Casteltermini, a cui giustamente è stato intitolato un premio perché era una persona anche dalla grande umanità. E in questa occasione credo che il motivo per cui hanno pensato a me è perché, siccome si parla di cortometraggi, di questa bellissima iniziativa di fare un festival internazionale di cortometraggi, io sono stato protagonista di un cortometraggio molto fortunato siciliano contro la mafia, che si chiama Io Ricordo. Sì. E credo che abbiano pensato a me perché l'importanza di quel film non prescinde dalla mia presenza, ovviamente, perché sono testimonianze terribili su chi a causa della mafia ha subito un lutto in famiglia, quindi sono persone che non hanno più lacrime realmente, non c'è il compiacimento del dolore, c'è davvero lo strazio, perché a tutte le morti ci si può anche abituare, a quelle per mafia no, ed è giusto anche che non ci si abitui mai. Non si dimentichi mai questi fatti. Che non si dimentichi mai, perché poi la memoria deve essere bella quando è memoria collettiva, diventa ricordo davvero di tutti, diventa patrimonio di tutti, ricordare per dire di no. E quindi in questo senso è anche un premio che prendo molto volentieri, ma ripeto, credo che la cifra, quella importante, sia il mio affetto nei confronti di Casteltermini, che è ricambiato, quindi ne sono orgoglioso. Parlando di Gianfranco Iannuzzo, quindi come attore, artista, cosa ha in progetto, cosa vede nel suo futuro? Io in questa zona, io sono agrigentino, lo sai, no? E quindi ad Agrigento, a Realmonte, giorno 9, al teatro, c'è un bellissimo teatro, anfiteatro Costa Bianca si chiama, faccio uno spettacolo che faccio proprio Girgenti Amore Mio, in una versione più, diciamo, allegra, divertente, estiva, per tutti quelli che non l'hanno visto e tutti quelli che vogliono rivederlo, oppure che comunque è una versione di Girgenti Amore Mio come dire, incentrata sul divertimento più che sulla nostalgia del tema, che pure è importantissimo e tocca a tutti noi.